Oggi si celebra San Benedetto. Il nome Benedetto ha origine latina e significa che augura il bene. L'11 luglio è la giornata internazionale della popolazione. La ricorrenza è stata istituita nel 1989 dal Consiglio di Governo del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. Si tratta di una ricorrenza durante la quale la comunità internazionale richiama l'attenzione sull'urgenza e l'importanza delle questioni riguardanti la popolazione. Si pone come obiettivo principale quello di aumentare la consapevolezza su temi quali l'importanza della pianificazione familiare, l'uguaglianza di genere, la povertà, la salute materna ed i diritti umani. Campioni del mondo. Queste parole magiche, pronunciate 3 volte dal leggendario telecronista Nando Martellini, risuonano ancora oggi. È l'11 luglio del 1982, una data che rimarrà incisa nella memoria di tutti noi. Gli azzurri trionfano in Spagna contro la temibile Germania Ovest con un 3-1 grazie alle reti di Rossi, Tardelli e Altobelli. Il sangue di Psycho era al cioccolato. Stiamo parlando della scena della doccia nel film Psycho, una delle più famose nella storia del cinema. Ma cosa c'era sotto quella lama? Sembrerebbe non si trattasse di vero sangue, che ovviamente è raro si trovi su un set se non per inconvenienti, bensì di cioccolato. Era infatti perfetto per il bianco e nero, denso, scuro e realistico. Alfred Hitchcock lo preferì a qualsiasi altro effetto speciale dell'epoca, quindi occhio al cinema. Buongiorno ai 12, oggi la luna è proprio dispettosa, dopo aver fatto a botte nel cielo con Giove, ecco che oggi se la prende col sole, quindi se prima erano dei conflitti legati ai desideri e alle volontà, oggi lo sono rispetto alle identità. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Sentite un po' a volte la vostra identità minacciata comunque da persone che non riconoscono la vostra autorità e da persone che amate che a volte non riconoscono il dono della vostra presenza. Oggi forse è il caso di presentare qualche conto. L'errore sarebbe continuare a mettere in discussione voi stessi. Toro, per voi la giornata è molto interessante proprio perché la Luna con questo conflitto con il Sole vi rimanda alla vostra capacità di poter essere ago della bilancia di una certa contesa, di poter decidere voi e di poter decidere tempi e luoghi anche rispetto a dei vostri familiari, per esigenze vostre personali, perché si sa che in quest'ambito siete voi quelli che date di più. Gemelli, la vostra giornata è molto interessante. Oggi la bella Venere con Urano riesce a comunicare con Plutone in una maniera molto ma molto curiosa, creativa ed eccentrica. I conflitti tra Luna e Sole vi toccheranno ben poco, più che altro sarete molto bravi ad enucleare subito quali sono le persone con cui proprio non è il caso di avere a che fare oggi. Cancro, oggi una giornata che vede la Luna prendersela proprio col Sole nei vostri gradi. Oggi potreste sentirvi veramente un po' stanchi, non capiti, potreste non sentirvi non riconosciuti dal partner in quanto identità o parte di una coppia. Cercate quindi di chiarire bene tutto questo perché potrebbero nascere da incomprensioni e dei malintesi che si potrebbero protrarre nel tempo. Siate tempestivi. Leone, i conflitti tra Sole e Luna oggi vi riguardano in una maniera più che altro emotiva, inconscia. Avete forse la paura di non aver fatto, di non aver detto delle cose quando potevate farle. Sul latte versato non si piange sicuramente, anche perché Saturno, che regola il tempo, è dalla vostra parte. Avete tutto il tempo di recuperare e di fare bene come solo voi sapete. Vergine, la giornata oggi è una giornata molto piacevole, proprio perché Marte si intende con la Luna in una maniera costruttiva
produttiva è decisamente molto variegata. Instillerà infatti nel vostro Marte una grande voglia di andare all'obiettivo e anche di diversificare alcuni settori della vostra vita professionale, cedendo forse ad una narcisistica seduzione data da una proposta che vi fa sentire molto gratificati. Bilancia, per voi la Luna oggi è di quadratura e anche il Sole non scherza, è nella stessa condizione, per cui oggi forse sarete persino in grado di mettere in dubbio voi stessi. Il periodo non è troppo semplice, visto che al lavoro si stanno rivelando tutta una serie di limiti e di difetti dei vostri collaboratori o delle vostre scelte personali. Cercate comunque di mantenere la calma e di prendere coscienza dello stato di cose. Scorpione, è una giornata che vede il conflitto Luna-Sole essere per voi molto ma molto vantagiose. Sarà una luna piena che vi porta a piena potenza, una luna che deciderà sicuramente di come porvi in una maniera nuova, proprio perché siete rinati dalle cene e adesso volete riscendere in pista. Sagittario, una giornata oggi che vede delle scelte economiche importanti da operare, proprio perché quelle diranno molto della vostra capacità di fare e di agire, non perché dovete dimostrare per forza qualcosa a qualcuno, il punto è che dovrete essere concreti nel vostro stesso interesse. Capricorno, giornata molto complessa oggi, proprio perché la Luna oggi dai vostri gradi si oppone al Sole, il che può creare dei conflitti e può farvi sentire distanti dalla coppia e dalle relazioni. Tentate di colmare il divario. Acquario, una giornata oggi veramente molto bella, proprio perché Urano e Venere già fanno sentire il loro dinamismo su Plutone, quindi per molti di voi è iniziata una storia d'amore intensa, passionale, forte e la state vivendo anche sfacciatamente, cosa che per voi è alquanto inusitata. Pesci, il conflitto Luna-Sole oggi è molto vantaggioso per voi, la Luna è in sestile, il Sole è in trigono, per cui da una difficoltà sarete capaci di ritagliare ancora una volta il vostro ruolo centrale e fondamentale nelle cose. Giorgio Ambrosoli, un avvocato coraggioso e incrollabile, si trova a Milano. Ma quella notte dell'11 luglio 1979, davanti alla sua casa, accade qualcosa di terribile. Un sicario della mafia americana a servizio del banchiere Michele Sindona lo uccide senza pietà. Ma perché? Ambrosoli era commissario della banca privata italiana e stava svolgendo un'indagine su Sindona e le sue attività finanziarie. Il giorno successivo alla sua morte Ambrosoli avrebbe dovuto confermare ufficialmente la chiusura della banca e attribuire la responsabilità a Sindona, che era già sotto indagine anche negli Stati Uniti. Questo brutale omicidio ha scosso il mondo, rivelando i legami oscuri tra la mafia e il mondo della finanza. Preparatevi a scoprire un'antica verità. Two heads are better than one. Ossia, due teste sono migliori di una. Questo famoso detto ci insegna che è meglio lavorare insieme ad altre persone piuttosto che cercare di affrontare tutto da soli. Lavorare in squadra e condividere le idee può portare a migliori risultati. Quindi se avete un problema o una sfida da affrontare, non abbiate paura di chiedere aiuto. Il matto di oggi è il fumettista Guido Crepax. Siamo a Milano, metà degli anni 60, una città piena di creatività. Guido si chiude nella sua stanza e attraverso il suo pennino magico prende vita Valentina. Valentina è un'incarnazione degli impulsi sensuali di Crepax stesso. Disegnata con eleganza, Valentina incarna la bellezza senza volgarità, sempre avvolta da abiti che si fondono con la sua pelle. L'amore di Crepax per gli oggetti si manifesta nelle sue opere, tra telefoni, giradischi e automobili. E sì, è anche un feticista dichiarato, amante delle scarpe, dei calzini e dei reggicalze. Dopo una lunga avventura, Valentina saluta il suo pubblico nel 1996 con un volume che porta un titolo esplosivo: Al diavolo Valentina. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre. Quindi facciamo un gioco. Ad ogni persona che incontrate oggi fate almeno un sorriso. Il karma vi ripagherà. Noi ci vediamo domani, sempre qui per un nuovo appuntamento dell'Almanacco.
Buona giornata dalla vostra Martina.